Napoli è sotto attacco. Napoli è sotto attacco mediatico. In Italia è in atto una vera e propria guerra mediatica contro Napoli. Un attacco senza precedenti. Ogni giorno, stampa e televisione italiana denigrano e offendono Napoli, con frasi, argomenti e menzogne, senza che nessuno muove un dito. Qualsiasi cretino è autorizzato a offendere Napoli e la sua gente, senza che venga punito. Questo è permesso a chiunque della televisione e della stampa. Giornalisti, presentatori, calciatori, presunti intellettuali, attori comici, politici e amministratori pubblici si rendono colpevoli di uno dei reati più incivili: la mancanza di rispetto. Le affermazioni quotidiane di questi personaggi fanno crescere sempre di più sentimenti di violenza e di guerre tra il nord e il sud, ma soprattutto alimentano l'odio verso i napoletani, bersagliati con infamie e offese su tutti i campi, compreso quelli di calcio. In Italia, su tutti i campi di calcio, anche dove il Napoli non gioca, sono consentiti cori razzisti contro Napoli e i napoletani, cose che in nessun'altra nazione del mondo sarebbero ammesse. Ma in Italia tutto è lecito ed è permesso, se a essere maltrattata è Napoli e la sua gente. Guardate questo video, una prova del minimo che possiamo mostrarvi. Guardate e ascoltate. Sarà che sono colerosi, sarà che non si lavano, oh Vesuvio pensaci tu, senti come puzza Napoli, senti come puzza Napoli, sarà che sono sicari, sarà che sono colerosi, sarà che non si lavano, oh Vesuvio pensaci.
Soltanto per motivi di tempo, non vi mostriamo tutte le altre città italiane, ma questo schifo accade in tutta Italia regolarmente, con il totale menefreghismo delle istituzioni sportive e governative, e della stampa e televisione italiana, la quale, invece di denunciare questo schifo, riempie telegiornali, documentari e serie televisive, mettendo in luce e marcata evidenza, solo e soltanto gli aspetti e le notizie negative che accadono a Napoli, problematiche comuni a tutte le grandi metropoli del mondo, ma presentate come se queste fossero un'esclusiva solo di Napoli. Le metropoli del nord vengono sponsorizzate come paradisi ideali, dove tutto funziona e tutto è perfetto, nascondendo problematiche enormi, come l'invasione clandestina di immigrati, delinquenza e spazzatura, dati reali, che mettono la Lombardia al primo posto in Italia, come tasso di delinquenza. Ecco invece, le solite immagini di Napoli. Questa discriminazione razziale contro Napoli ha portato a credere, per chi non può constatarlo di persona visitandola, che Napoli è veramente come la rappresenta la stampa e la televisione italiana, a tal punto che un giornale inglese si è permesso di affermare che Napoli è tra le metropoli più pericolose al mondo. Notizia data immediatamente dai media italiani, i quali prima diffamano e alcuni giorni dopo smentiscono, con la scusa che l'autore dell'articolo, non essendo mai stato a Napoli, si sarà fatto influenzare dalla serie televisiva Gomorra. Razzisti e ridicoli. Guardate in che modo danno la notizia e poi smentiscono. Assurdo. Il tabloid britannico The Sun paragona Napoli a Mogadiscio e Raqqa, il capoluogo campano inserito nella classifica delle città più pericolose al mondo, e scoppia la polemica. Parla di poppa. Raqqa, capitale sotto assedio dello Stato islamico, raid aerei, bombe e scontri a fuoco sulle prime pagine dei giornali. Napoli, due realtà nemmeno lontanamente paragonabili, eppure finiscono sulla stessa mappa pubblicata dal tabloid inglese Sun delle 11 città più pericolose della terra, insieme a Mogadiscio, Caracas, San Pedro Sula, la cartina che farebbe fuggire qualunque turista. Obiettivo riuscito. Questo è lo scopo della discriminazione e la guerra mediatica contro Napoli. Allontanare i turisti italiani e del mondo da Napoli, per favorire le metropoli del nord Italia. Dopo aver impaurito chi aveva programmato la vacanza a Napoli, ascoltate e guardate come se niente fosse, come smentiscono la notizia, e sentite con quale scusa. La serie televisiva Gomorra avrebbe influenzato il giornalista inglese. Gomorra certamente danneggia la vera Napoli. Gomorra può inculcare una certa opinione di Napoli, ma lo fa soprattutto il trattamento che i media italiani riservano alla metropoli partenopea. Guardate. L'autore dell'articolo si è documentato così a fondo da citare un detto tipico italiano, almeno così sostiene. Per dire va all'inferno si userebbe va fa Napoli, un modo di dire che da queste parti non si è mai sentito. È vero, Napoli è una storia criminale difficile da lasciarsi alle spalle, ma la descrizione che l'autore dell'articolo fa del capoluogo partenopeo sembra basata più sulla visione di una serie televisiva dal divano di casa che su una visita sotto il Vesuvio con i propri occhi. Noi siamo più che convinti che la notizia sia vera, e che purtroppo non c'è da meravigliarsi, visto la pessima immagine di Napoli che l'Italia racconta al mondo. Guardate e ascoltate attentamente cosa si dice in questa scena di un film, trasmesso senza nessun problema dalla TV nazionale, anzi andava proprio a pennello per discriminare Napoli. Si tratta di un film del 2016, ti presento Tony Erdmann, di produzione tedesca.
Sì, stavamo giusto discutendo su chi di noi ha avuto il weekend più orribile. Steph è stata a Napoli. Oh, ma com'è andata? Perché che è successo? È sporca, il cibo è disgustoso. Anche i bambini volevano andare via, quindi immagina. Incredibile. Avete sentito? È stato detto addirittura. Cibo disgustoso. Ma se Napoli da secoli è la mamma della gastronomia, a questi discriminatori dedichiamo pochi secondi di questo video. Ancor prima che per le sue bellezze architettoniche, Napoli è famosa in tutto il mondo per le sue usanze, simboli che sono diventati un'essenza stessa dell'italianità, del saper vivere e della buona cucina. Menzogne. Solo menzogne. Ma malgrado questo attacco mediatico e la guerra italica contro Napoli, la meravigliosa metropoli partenopea, anche in questo anno 2017, è stata la città italiana più affollata e visitata, con una presenza di turisti sul territorio superiore al 48%. Ma questo i media italiani non lo dicono, come non vi faranno mai vedere immagini come quelle che vedrete adesso. Sentirete da voi stessi, turisti italiani e stranieri, cosa dicono di Napoli, dopo averla visitata. Notate lo stupore di averla trovata il contrario di come viene raccontata dai media italiani. Vi piace Napoli? Molto, fantastica. Da dove venite? Germania e Thailandia. Che cosa ti è piaciuto? Che cosa mi è piaciuto? La città vecchia, i castelli, il mare, il cibo. Che cosa non ti è piaciuto? Niente. Super, magnifique, beautiful, Napoli. Io sono greco. Mi piace molto il locale, la città. L'abbiamo trovata pulita, più pulita di quanto ci aspettassimo. E per ora da migliorare non abbiamo visto niente. Ve l'aspettavate meglio, peggio? No, peggio. L'aspettavo peggio. Invece è molto più bella. È una città storica con molti musei, molti palazzi, molte cose da far vedere anche ai ragazzi per la storia nostra italiana. Qua ci siamo trovati molto bene, devo dire, persone molto ospitali e dolci, ottimi. Sicuramente l'atmosfera, cioè è una città veramente bellissima, molto allegra, piena di vita. Quello che mi ha colpito è che forse avevo dei pregiudizi nei confronti di Napoli, mentre invece vedendo un po' più in generale mi sono ricreduto molto, insomma. Chi ha guardato questo video può pensare che i napoletani che difendono la loro terra, come fa questo canale YouTube, Napoli è sempre bella, siano convinti che Napoli non ha nessun problema, ma non è assolutamente vero. I napoletani che fanno fatica ogni giorno con il quotidiano conoscono più di tutti le ferite e i problemi della loro stupenda metropoli, ma condannano la discriminazione, le offese, le menzogne e la mancanza di rispetto dei media italiani, che non danno mai notizia di tutte le bellissime iniziative che succedono a Napoli, ma sono sempre troppo impegnati a buttargli fango addosso. Napoli era la capitale di una grande nazione, la vera patria dei napoletani, il regno delle due Sicilie. Nazione assassinata, saccheggiata, derubata, occupata e invasa nel 1861 da una falsa guerra per unire una Italia che non è mai esistita. Da quei giorni ad oggi, come fanno tutti i colonizzatori, hanno preso da Napoli tutto quello che potevano, e dopo averla dissanguata, è stata abbandonata a se stessa. Ma oggi anche l'Italia sta per essere colonizzata. Una invasione straniera sta togliendo agli italiani ogni diritto. Ma i media italiani, impegnati solo a discriminare Napoli, se ne fregano, e quando saranno colonizzati, non sapranno nemmeno chi è il loro colonizzatore. Napoli il suo lo conosce. Si chiama Italia. Qualcuno che se ne intende, ha previsto per Napoli una ripresa turistica come ai tempi migliori. Una ripresa, già incominciata. Penso che nei prossimi anni una città destinata a una grandissima crescita, se investirà nel settore cultura eccetera, sarà Napoli, perché Napoli può tornare in un tempo breve a essere una delle capitali mondiali del turismo. Fino a quando?
I napoletani riusciranno a sopportare queste discriminazioni? Fino a quando? Riusciranno a sopportare tutto questo odio italiano? Soprattutto, quando non ce la faranno più a sopportare. Cosa accadrà? I partenopei non hanno mai invaso nessuna terra con le armi. Non hanno mai augurato catastrofi o sciagure a nessuno. Sono stati sempre pionieri di solidarietà e pace. E senza violenza chiedono una solo cosa: rispetto.